Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video, giusto? Sto registrando questo video il 2 settembre a mezzanotte e 10, perché ormai lo devo dire in ogni video, anche se sta cosa gira da parecchio, da veramente parecchio. Zito Luvumbo, sì, è un nuovo giocatore del Cagliari. Io penso di aver avuto la stessa reazione di tutti quando hanno sentito il suo nome, tipo chi cazzo è? In effetti credo siano veramente molto pochi le persone che conoscono, molto poche, le persone che conoscono questo giocatore ed io ovviamente non sono tra queste perché non l'avevo mai sentito nominare. Quindi non posso nemmeno sciorinarvi qualche dato perché sono andato a controllare su Transfer Market ma non c'è la scheda dei dati, quindi complice anche il fatto che abbia giocato nel campionato angolano che sicuramente non è la Serie A, ma nemmeno la Serie D, presumo perché mi immagino un bitonto contro la migliore squadra del campionato angolano finirebbe 7-0 per il bitonto nel primo tempo, quindi però operazione da quello che si dice all'incirca di 800.000 euro, quindi non troppo costosa. Non saprei che dire perché io comunque sento parlare bene, o meglio, ho sentito parlare bene di questo Lumumbo. Se non erro, c'è stato anche, non so quanto tempo fa, un interesse nel Manchester United. Però, se non è così, smentitemi tranquillamente. Però credo di aver sentito questa cosa. È un'ala, da quello che ho capito. Dal fisico presumo che comunque sia anche un'ala abbastanza veloce. Non mi posso dire felice o contrario all'acquisto perché come sempre i giocatori bisogna valutarli sul campo, però devo essere sincero, questo è un colpo che mi ricorda un po' Cellino. Sapere che Cellino con quel mezzo milione, massimo il milione, ti andava a prendere quei giocatori sconosciuti che poi facevano bene. Questo mi sembra proprio un colpo fatto da Giulini, ma in classico stile Cellino. Io spero che possa essere prolifico per il Cagliari un giocatore come lui, ma prolifico nel vero senso della parola, perché da un'ala io mi aspetto tanti assist, un po' di gol e tanta grinta. Non so se corrisponderà a quello che farà lui, ammesso e non concesso che arrivi. Tanto se non arriva a sto video non lo vedrete, quindi vorrà dire che sarà arrivato se lo vedete. Non lo so, sono molto curioso, sono decisamente molto curioso perché essendo un giocatore sconosciuto non sai veramente come possa rendere. È un'incognita enorme perché viene da un campionato che definire penso dilettantistico sarebbe poco, con tutto il rispetto per l'Angola, però rispetto alla Serie A è poca cosa. È giovane, perché comunque credo sia giovane, se non erro 2002, quindi comunque 18 anni, abbastanza giovane. Le carte in regola ce l'avrà? Ma chi lo sa, staremo a vedere. Incrociamo le dita, speriamo che non sia uno dei quei colpi fatti dal Cagliari per poi mandarli in prestito per tutto il resto della vita. Speriamo. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.